Giornata calda ma fortunatamente senza scontri al Dalmolin. Oggi i comitati cittadini hanno rallentato i camion che uscivano dal cantiere della nuova base. Sentiamo. Lilliput e Famiglie per la Pace precedono i no Dalmolin. Protesta pacifica questa mattina all'ingresso militare del Dalmolin. Alcune decine di persone hanno chiesto ai camionisti in uscita dal cantiere della base americana se avessero l'autorizzazione per circolare. Abbiamo spiegato agli autisti che non c'era niente di personale contro di loro, che volevamo verificare la legalità di questa cosa. Abbiamo chiesto anche l'intervento dell'ARPAV perché verifichi il materiale di trasporto, lo smaltimento, le procedure, se sono tutte legittime. Per essere una piccola via senza uscita, Viale Ferrarin è piuttosto trafficata, ma sono in regola i camion che stanno lavorando al Dalmolin. Per gli attivisti del tavolo della consultazione è necessario controllare la documentazione. Il rallentamento dei camion in uscita è durato un paio d'ore. Non ci sono state tensioni, anche se erano presenti le forze di polizia in caso si fossero scaldati gli animi. La ristrutturazione prevede che venga ricostruito nella stessa area, invece qui c'è un raddoppio dell'area e diventa un volume che è almeno 4 volte superiore. Credo che comunque la concessione che era stata data del SEDIM era solo per rilievi tecnici. Siamo convinti che bisogna intervenire anche direttamente, scendendo in strada per chiedere se questi lavori sono legali oppure no, se i trasporti sono autorizzati oppure no. Per far questo abbiamo rallentato gli autotrasportatori, abbiamo chiesto se avevano le necessarie autorizzazioni.